Buon pomeriggio, bentrovati al nostro Focus quotidiano, questo spazio di approfondimento. Oggi lo dedichiamo al Natale solidale a Catania, ma non solo, perché ci sono tante associazioni, tanti gruppi e tante persone che hanno scelto di fare shopping in modo un po', potremmo definirlo alternativo, ma forse dando invece più valore a chi produce e chi vende. E dunque abbiamo interpellato non solo associazioni ma anche gruppi appunto di persone che si sono messe insieme, lavorano tutto l'anno, però a Natale dedicano ovviamente uno spazio particolare alla produzione, alla realizzazione dei loro oggetti o manufatti, proprio per cercare anche di farsi conoscere e di creare una coscienza un po' più critica rispetto appunto a quello che è lo shopping tradizionale. Oggi vi proporremo proprio e parleremo di questo. Ringrazio intanto in studio Amelia Cristaldi dell'Ape Selvatica. Buongiorno a tutti. Lei ci parlerà di tante cose, tante bellissime realtà che a Catania concretamente fanno qualcosa, possiamo dire così. Un benvenuto anche a Francesca Tudisco, rappresentante di Emergency, perché Emergency sappiamo appunto un'associazione che è in tutto il mondo presente, soprattutto in questo momento di grande difficoltà, 2 focolai di guerra aperti, ma sono tantissimi focolai di guerra nel mondo. Emergency è sempre presente in modo gratuito e senza discriminazione, mi piace ricordarlo, sono medici in prima linea. Anche in questa occasione, cioè per il Natale, Emergency apre una bottega che appunto resta aperta per questo periodo, offrendo oggetti, ma non solo, anche prodotti alimentari, qualsiasi, insomma, quello che può essere anche l'espressione della creatività di tante persone che vivono vicine e lontane da noi, e lo fa per sensibilizzare, per appunto far conoscere anche l'associazione. È così, Francesca Tudisco? Esattamente, hai colto nel segno. Intanto grazie a tutti per l'invito, ci riempie di gioia essere qui con voi oggi pomeriggio, perché come dicevi tu noi stiamo proponendo in questo angolo di Catania umbertina, perché siamo proprio in via Umberto al numero 24, un momento di incontro in realtà legato a una serie di effettivamente oggetti, alimenti che vengono da tutto il mondo. Quindi ecco, ne stiamo vedendo alcuni appunto, così ci facciamo un'idea. È un viaggio intorno al mondo, così come lo è visitare anche il nostro sito. Entrare qui dentro è un momento di contatto molto importante, perché attraverso ogni oggetto che noi proponiamo e consigliamo c'è una storia che può essere personale, una storia che può essere di una cooperativa, e poiché Emergency non ha confini, poiché uno dei diritti fondamentali è quello di essere veramente liberi e uguali, non avendo confini proponiamo uno sguardo sul mondo. Vado sul dettaglio. A Siracusa c'è una casa circondariale. Le persone hanno, come dire, la possibilità all'interno della struttura di creare un laboratorio, e così è venuta fuori tutta una serie di prodotti alimentari eccellenti. Quindi Emergency ha anche uno sguardo sull'altro, che in questo momento non ha parola, non ha voce, quindi non c'è alcuna differenza fra una struttura come una casa circondariale o una cooperativa di donne afghane. Cito l'esempio, sì, così, appunto, perché ce l'ho vicino, ecco perché li vedo, perché l'umanità è uguale, è la stessa. O dietro la produzione di un alimento o dietro un manufatto c'è una storia di sofferenza, una storia di riammissione. Certo, ma anche di riscatto voglio dire, anche, no? Per certi versi, prendo l'esempio, ho personalmente apprezzato proprio i dolci che fanno questa cooperativa all'interno del carcere, e devo dire che posso garantire che sono veramente buoni. Però io vorrei fare un passettino avanti, restiamo a Catania invece con Amelia Cristaldi, Ape Selvatica. Innanzitutto ci parlerà di tante cose, ma prima di tutto, perché sono ormai nel mio cuore questi
giovanissimi partecipanti a questi vostri appunto sartorie, a questi vostri laboratori affetti dalla sindrome di Down. C'è questa associazione delle famiglie che, devo dire, invece imparano e rendono veramente anche concreto il loro impegno, perché si vede sempre anche in questa circostanza. Amelia. Sì, io infatti inizio con questo è una palla di Natale, un cuore per Natale fatto da Nike, è una delle nostre corsiste, diciamo così, è il terzo anno che frequenta il nostro corso. Quindi le voglio nominare uno a uno, quindi certo, sono Nike, Veronica, le dobbiamo nominare. Abbiamo anche un video a proposito dell'ape selvatica. Margot, Alessandro e Elisa, sono i nostri angioletti, sinceramente. La cosa, voglio dire anche il fatto che la nostra bottega, la bottega che è partita da pochissimo, da una settimana. Dove si trova? Così in anche via possiamo Filippo Goridoni 31, quindi siamo vicinissimi ad Emergency, quindi verremo a trovarvi senza dubbio. Esattamente le parole della signora poc'anzi le avrei volute dire io, nel senso che io conosco perfettamente a memoria ogni singolo sbaglio nell'impuntura, nelle cose, no? Quindi comprare un prodotto che non è perfetto al 100% in questo caso, nel nostro caso, testimonia invece proprio l'autenticità del pezzo unico. Assolutamente, quindi diffidiamo forse delle cose troppo perfette, scusate se lo dico. Viva l'imperfezione, esatto, a questo punto. Perché quelle sono fatte, insomma... Ecco, c'è la possibilità quindi di venire e fare una donazione, ovviamente, che va all'associazione, quindi della poter, tra virgolette, acquistare, ma non è un acquisto, una donazione che si fa, e soprattutto anche rendere, insomma, anche partecipi. Io ho portato qui un attimino un po' di manufatti, questo è sempre... Ecco, per esempio, c'è anche un'altra cosa bellissima. Questo è un portapanettone dipinto da questi ragazzi e confezionato da loro, ecco, proprio la loro fantasia. E oltretutto c'è anche un discorso di upcycling, perché questo per esempio era un tovagliolo da certo, quindi così. Spieghiamo appunto il riutilizzo di quello dei che materiali noi normalmente possiamo anche mettere, più. Consideriamo di scarto. Assolutamente, e loro con la loro mano e la loro fantasia personalizzano e poi realizzano fisicamente. Tra l'altro sono bravissimi, l'ho vista all'opera, sono veramente bravi e creativi soprattutto. Ce n'è un'altra, possiamo far vedere queste che borsette, cosa sono? Anche parte questa è un'altra, quindi per l'albero di Natale, oltretutto. Questo chi l'ha realizzato, per esempio? Questo l'ha realizzato Elisa. Questa l'ha fatto Elisa. Quindi, perfetto. Invece questa borsetta, questa qui, ecco, allora, qui è molto carina. Guardate, questo è un ottimo, Lauria è un portaocchiali. Un portaocchiali. Che è stato appunto dipinto, sempre poi con materiali di riciclo, perché questa è una tenda che onestamente ho trovato nel garage di mia madre, giuro. Quindi tutto può diventare. Ed è un buon Natale. Insomma, quest'anno io credo veramente, mai come ora, si debba assolutamente fare la differenza e portare nelle case quest'anno qualcosa di veramente vero, perché attorno a noi stanno succedendo troppe cose. La situazione è veramente difficile e pesante. Francesca Tudisco, qual è la risposta dei catanesi a questo vostro apparire poi, no? Durante questo periodo? Voi non è vero, perché siete anche sensibilizzate, organizzate vari incontri, appuntamenti, ma in questo momento invece qual è la risposta? La risposta è decisamente entusiasmante, perché intanto abbiamo ritrovato i sostenitori dell'anno scorso, quindi si è creata una sorta di fidelizzazione, diciamo così. Molti ci conoscono perché comunque sono sostenitori di Emergency, sanno attraverso le nostre varie strade di comunicazione che siamo qui, ma la cosa molto bella è che in effetti incontrare chi invece ancora non ci permette di poter propagandare, fra virgolette, il vero messaggio di questo cosiddetto temporary shop, che è un messaggio di pace, cioè qui tutto parla di pace, perché altrimenti saremo al di fuori di quello che è la filosofia di Emergency. Ogni prodotto, mi fa piacere che la signora abbia evidenziato alcuni prodotti, perché sono concettualmente molto simili a noi. Il riuso, il riciclo, l'imperfezione. È proprio da valorizzare, Noi abbiamo delle borsette addirittura con il nome di chi le ha confezionate e abbiamo degli oggetti che a volte sembrano uguali, in realtà sono simili ma non sono mai uguali. Quindi ognuno ha la sua identità, ognuno ha proprio la sua storia dietro, come lei diceva. Esattamente. Ogni oggetto
qui, a parte il fatto che non esiste che Emergency possa non far entrare in questo temporary shop nessuna azienda o nessuna cooperativa che non rientri nel codice etico di Emergency. Certo. Anche le magliette che noi vendiamo sono di tessuto organico, non possono avere colori tossici ed è assolutamente vietato che in un'azienda contattata di Emergency possa esserci del lavoro sfruttato, possono essere bambini. Mi viene in mente immediatamente un esempio che mi ha molto toccato. Abbiamo venduto dei pomodori sia pelati che salse e così via di una cooperativa di Cerignola che è stata inaugurata dal nostro attuale vescovo. Questa cosa ci fa ancora molto più piacere. Quando era, Di quelle parti, quindi il nostro vescovo è proprio pugliese, quindi sappiamo che... Si è aperto un mondo, perché in Emergency, al di là del negozio, voglio dire, già entrare sul sito di Emergency è un viaggio nel mondo. Certo, assolutamente. Cose a noi totalmente sconosciute, quindi aver individuato anche attraverso può sembrare banale, vendita di una bottiglietta di salsa, che fra parentesi ho provato personalmente ed è ottima, quindi al di là di... È tutta una storia, la storia di una suora che era Suor Bakhita, che era schiava in Sudan a metà dell'800, che incontra per tutta una serie, adesso non ve lo posso, sarebbe troppo lungo. Va bene, comunque, ci fermiamo qui un attimo solo, io ho un'esigenza, la fermo solo un minuto, un'esigenza purtroppo di pubblicità, quindi ci fermiamo per un minuto ma ritorniamo subito in studio. Oggi parliamo di Natale solidale, ma non solo, io aggiungerei anche legale, perché abbiamo in collegamento Chloe Tucciarelli di Addio Pizzo. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Mi sente? Buongiorno a tutti. Benissimo. Allora, dicevo legale perché? Perché voi dal 12 al 17, dunque da oggi fino al 17 a Palermo, cercate di essere diciamo vicino a quei commercianti, lo siete sempre, però in questo periodo in particolare perché sappiamo la piaga del pizzo colpisce soprattutto anche in questo periodo ed è trasversale, purtroppo coinvolge tutti i commercianti della Sicilia, non ultimo il caso appunto di Catania. Sappiamo delle dimissioni del presidente addirittura di Sicindustria proprio perché la sua azienda avrebbe pagato il pizzo, pensate, da almeno 20 anni, quindi veramente una morsa, un cappio che non si leva mai. Ecco, brevemente ci può introdurre verso quello che state cercando di fare proprio in questi giorni? Sì, il Natale è un periodo particolarmente delicato per i commercianti perché è uno di quei momenti in cui Cosa Nostra chiede il pizzo in maniera più importante. Ogni anno noi facciamo una serie di attività proprio in questo periodo, a ridosso del Natale, sia di sensibilizzazione, quindi un lavoro con le scuole, un lavoro che ci vede anche collaborare con le parrocchie e ovviamente poi azioni di sensibilizzazione proprio sul territorio con i commercianti. Io stamattina ho partecipato a un incontro con degli studenti, dei bambini di scuola elementare nella zona di Corso Calatafimi, che è una zona ricca di attività commerciali, che fa parte del mandamento Pagliarelli, quindi insomma un mandamento luogo abbastanza colpito. È colpito, certo. Ma le chiedevo questo, le volevo chiedere, spesso i commercianti dicono di avere paura, di sentirsi soli e quindi molte volte per questo poi non denunciano. Voi registrate che ancora questo si verifica e come cercate invece di non farli sentire soli, fare sentire invece la vostra presenza, perché poi anche quello che insomma vi ripromettete con questa campagna? Certamente, la paura gioca ancora oggi un ruolo importante, però bisogna anche oggi ammettere che non tutti i commercianti che pagano il pizzo lo fanno per questo motivo. C'è anche una fetta di imprenditori, di commercianti che paga perché ne trae un qualche vantaggio, quindi qui parliamo decisamente di un'altra situazione, di conniventi, in alcuni casi addirittura di favoreggiatori.
Ovviamente chi invece si trova coinvolto in queste situazioni suo malgrado ha tutto il diritto di essere aiutato, ed è questo che noi cerchiamo di fare, sia con l'assistenza legale, che è fondamentale, l'assistenza legale gratuita che viene offerta da Dio Pizzo, e poi anche cercando di creare un clima di sostegno da parte dei loro concittadini, che è questo forse il primo passo, la cosa più importante, fare sentire a questi commercianti che le persone sono pronte a sostenerli nella loro scelta, che è quello che è mancato in passato. Assolutamente, anzi, assolutamente per questo le dicevo, si sentono spesso appunto soli. Vorrei allargare però questa discussione, anche perché l'argomento è interessante e importante, soprattutto, cioè siamo sempre nell'ambito del ripristino della legalità, mentre invece qua abbiamo anche voci di solidarietà, oltre che impegno per la legalità, perché poi tutti ci dobbiamo, nessuno escluso nell'impegnarsi per la legalità. E un'altra bellissima esperienza che fa Amelia Cristaldi è quella della sartoria sociale nel Midulla, e anche come dire, in collaborazione anche con un'altra sartoria importante, che è quella appunto Moda Operandi. Ecco. E qui ci ha portato due sono loro due, insomma, diciamo, due espressioni, esatto. Due espressioni volevo anche appunto dire, diciamo, bisogna anche umanizzare un po' il prodotto. Cioè, finalmente pensare che un prodotto è fatto con le mani, no? Quindi, come diceva poco fa la signora, appunto, ribadisco lo stesso concetto, dietro un prodotto c'è una persona. E quindi in questo caso questo astuccio rappresenta la sartoria sociale Midulla San Cristoforo, mentre questo è la sartoria Moda Operandi, che è nato, un progetto nato in seno al progetto di Associazione Penelope. Questa è una sartoria dove lavorano, diciamo, l'associazione si occupa di donne richiedenti asilo, scampate alla tratta, appunto, finalmente quindi, che riescono a attraverso liberarsi. questa hanno un riscatto importantissimo, perché come vedete nelle immagini, questa è Genebu, quindi Lalla, certo, Sandra. Quindi loro sono riuscite in questo modo a riscattarsi. È nata questa sartoria attraverso anche un finanziamento. La bottega si trova in via San Giuliano 169, quindi invito nelle passeggiate dello shopping di andare a trovare anche loro, perché sono quasi e queste volte si possono acquistare? Si possono acquistare, per esempio anche i materiali, come vedete questo astuccio è realizzato con gli scarti di tutte le lavorazioni dei tessuti, questa è Lalla, quella è tessuti tra l'altro africani, che arrivano direttamente da lì, perché Sandra, una delle ragazze per esempio, adesso sta partendo e ha intenzione di portarsi non so quanti chili di tessuto qui, mentre Lalla ha spedito in Africa una taglia e cuci industriale, perché al più presto andrà lì per insegnare ciò che lei ha imparato per qua. creare, quindi è veramente un'economia circolare, come si dice, insomma tutto quanto è collegato. L'altro invece è un'altra bellissima esperienza, quella della sartoria di appunto a San Cristoforo. Anche qui qual è l'esperienza, cioè come nasce? E quale invece poi, cioè man mano nel tempo, quanti anni? 3 anni? No, sono già 5 anni. 5 anni. E, diciamo, questo progetto nasce dentro il centro polifunzionale Midulla a San Cristoforo, che penso un po' qua a Catania conosciate tutti quanti. E in particolare questo progetto, la valenza più forte di questo progetto è ancora una volta l'aspetto psicologico per chi vi partecipa, nel senso che signore che magari sono un po' ghettizzate tra virgolette negli ambiti in cui vivono, no? Quindi anche il quartiere è molto molto difficile, varcano la porta del Midulla e trovano l'occasione per confrontarsi e parlare e magari raccontare i propri problemi con altre persone di altre parti, no? Certo. La cosa molto bella è stata il fatto che le due realtà, quindi Moda Operandi e Sartoria Sociale Midulla, si sono fusi insieme. Quindi stranieri e siciliani, donne straniere. In maniera totalmente fluida, non so come meglio dire, senza barriere, senza barriere, grazie alla manualità. Certo, ecco, assolutamente diciamo hanno trovato questo una filo jam conduttore. session di cucito e quindi ormai praticamente noi collaboriamo, ma chissà cosa potrà anche poi nascere man mano, non sappiamo. Certo, assolutamente, ma questo insomma è sempre un lavoro in progressione, esatto, no? Cioè in divenire, quindi insomma ci aspettiamo belle cose anche da voi e soprattutto sia donne che anche
i ragazzi appunto dell'associazione Questa Famiglia Down, che sono sempre anche pronti, insomma, a nuove esperienze. Francesca Tudisco, abbiamo pochissimi minuti, volevo chiederle lei cosa si augura? Lei è un'attivista di Emergency, sappiamo Emergency l'impegno che fa non da ora ma dal 94, da quando si è costituito, un pensiero che vuole dare per questo periodo natalizio, comunque a chi viene in bottega? Ma è soltanto un invito col cuore, venite a trovarci perché parliamo, perché ci scambiamo idee, proposte. Abbiamo l'opportunità fino a domenica dalle 10 alle 20 e il venerdì e sabato anche fino alle 22 attraverso dei visori di fare provare un'esperienza molto particolare, che è quella di entrare in maniera tecnologica all'interno della nostra nave Life Support in occasione di un salvataggio. Già in questi giorni molti sono venuti a trovarci ed è un'esperienza molto infatti si indossa insomma, quegli occhiali un po' particolari. È solo un visore che si al viso con una cuffia. Al di là dell'emozione che si prova, perché non è possibile non provarla, si è dentro, cioè non c'è più una differenza fra me che guardo e colui il quale viene salvato e colui il quale salva. Diventiamo un tutt'uno con ciò che vediamo e quindi è un'esperienza che diventa veramente molto personale. Io invito tutti a farla perché è unica nel suo genere. Grazie. Chloe Tucciarelli, invece voi di Addio Pizzo, le persone che si salvano, no? Sperate o comunque vi impegnate perché molti commercianti, ma molte persone, al di là di essere commercianti o meno, si liberino dal gioco dalla presenza appunto di Cosa Nostra. Sì, assolutamente sì, anche perché, come dicevate, il pizzo è trasversale, riguarda tutti. I commercianti sono chiaramente le vittime dirette, commercianti italiani e stranieri, però poi le conseguenze sia del pizzo stesso, ma più in generale dell'esistenza di Cosa Nostra, le paghiamo tutti nel nostro quotidiano, con una mancanza di servizi, con una mancanza di opportunità, con un tipo di mentalità che ancora resiste nonostante i grandi passi avanti si siano fatti in tutti questi anni e anche all'esempio e al sacrificio di tante persone. E tutte queste piccole grandi realtà che si occupano di solidarietà viaggiano tutte in questo senso, proprio nel cercare di creare un mondo umano che si preoccupa dell'altro e che lo fa sotto tutti gli aspetti. Ogni vita ha la stessa importanza e per ogni vita ci dobbiamo battere. Assolutamente. Con nel nostro caso particolare attenzione proprio nel dare anche delle possibilità di crescita diverse anche ai più giovani. Nel nostro caso diciamo a Palermo lavoriamo tanto con bambini, con ragazzini di quartieri non sempre semplici e questo poi nel tempo speriamo che ci aiuti proprio a rendere meno forte il nostro avversario. Benissimo, grazie per questa testimonianza. Amelia Cristaldi, quest'ape selvatica deve volare ancora, continuare a volare? Volevo anche dire una cosa molto importante, che in città c'è un segnale molto forte, perché in Piazza Università, come sapete benissimo, c'è questo bellissimo mercatino del Natale. E va attenzionato questo fatto che gli organizzatori dell'evento, Scie Market, hanno, diciamo, tra virgolette, ingaggiato questo network che si chiama Fermento Urbano, il quale praticamente ha messo insieme tantissime realtà sociali e Scie Market dà l'opportunità a ognuna di loro di esporre presso una casetta a titolo assolutamente gratuito e soprattutto nei 4 angoli della piazza, quindi chiunque ne approfitti, hanno predisposto dei container dove poter fare il dono sospeso, la spesa sospesa, offerta monetaria
Il quarto non me lo ricordo. No, ma comunque insomma approfittiamone perché certo, assolutamente, soprattutto per i giocattoli, sappiamo che il Natale è per i bambini, quindi era contentissimo l'organizzatore perché mi diceva guarda ieri sera io riempito perché loro alle 11 ritirano tutto, smistano, quindi hanno trovato era di nuovo pieno, quindi era bellissimo, quindi vuol dire che i catanesi sono sensibili, c'è davvero secondo me tanta voglia, sì. Benissimo. Bene, noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, ci rivedremo la prossima volta.